Ciao a tutti, bentornati sul canale. Giornata bagnata, giornata fortunata. Siamo nella zona di Nogarole e adesso andiamo nel Monte Faldo. Ma oltre al solito Andrea, che ormai ha Ormai mi stancato conoscete. anche nei video, c'è anche Maria Laura, Maria ciao, Laura, la quota femminile di questo canale per il momento. fuochi rosa. Ecco, bene, allora noi partiamo, andiamo a vedere se arriviamo al Monte Faldo e poi vi racconto un po' di cose. Adesso stiamo facendo un anello escursionistico delle Piccole Dolomiti, quindi la sicurezza è garantita anche se non si vedrà una mazza, però va bene lo stesso. Dai, dai. Andiamo! Allora siamo arrivati sul Monte Faldo, qui c'è la chiesetta. Questo territorio è compreso tra Selva di Trissino e Nogarole e come potete vedere è anche un giro molto semplice, dura poco, non è chissà che. Con questa giornata di pioggia noi abbiamo voluto farlo anche per abituare la buona Maria Laura ai colori che ci saranno quando quest'estate andrà a Bali Esatto, e, è uguale. e l'umidità è più o meno la stessa. Sì, Quindi dai, abbiamo fatto un esercizio propedeutico per lei. grazie. Chiesetta della Madonna del Faldo è una chiesetta del Novecento e fa parte di questo itinerario ad anello che consiglio perché non è assolutamente difficile, è adeguato a tutti, ci sono vari punti picnic, vari punti di ristoro, fontanelle d'acqua, quindi è assolutamente super consigliato.
Qua sembra ci sia tutto per grigliare. Andrea. Sì, tratta l'acqua nell'orecchio, va bene. Oh poverino, mamma mia, mamma mia. No, mi ero distratto per quello. Beh, c'è Maria Laura, per forza che sei distratto. Ah, sì. Appena ridiscesi dalla chiesetta della Madonna del Faldo, ci mettiamo sulla destra, sulla strada asfaltata, perché il nostro punto d'arrivo ve lo faccio vedere fra poco. Non sono messaggi subliminali, Andrea, non sono messaggi subliminali. No, ma entreremo qui, grazie a quel messaggio. In verità era proprio questo l'obiettivo di giornata. Questa mattina vi ho un po' mentito perché noi siamo partiti veramente dal rifugio Montefaldo, abbiamo fatto questo giro ad anello sotto la pioggia, simpatico. E niente, quindi l'indicazione principale è rifugio Montefaldo da Nogarole, ovviamente provincia di Vicenza. Il monte è il Montefaldo, l'anello, anello delle Piccole Dolomiti segnalato, non vi perdete, quindi è un'escursione di quasi 5 km, 5-6 km, Sì. e Semplice, breve. semplice, brevissima, alla domenica per le famiglie è una cosa molto bella. Maria Laura, tu cosa dici? Io mi sono allenata per la mia giungla balinese. Bene, e allora vuol dire che noi ci vediamo nel prossimo video, mettete le solite cose, l'iscrizione al canale, i like, i commenti, ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!